mentre noi siamo qui, in questa sorta di bolla, di acquario, qualcuno lo definisce così, fuori da questo palazzo sta cambiando il mondo, sta crollando il mondo. La situazione dei contagi, faccio riferimento anche all'intervento dell'assessore, la situazione delle strutture sanitarie, la situazione delle terapie intensive, dei reparti, pure degli obitori, è una situazione preoccupante. Ora spero che si capisca perché a nostro giudizio questa discussione delle volte sembra surreale. Per carità, è anche vero che forse tutti pensavamo e speravamo di affrontare questa situazione in un contesto diverso, in un contesto in cui ci fossimo lasciati la pandemia alle spalle, in un contesto anche magari nel quale il modello sanitario veneto avesse potuto ancora una volta dimostrare le sue eccellenze. Ci sarebbe piaciuto anche in questa seconda ondata essere l'esempio dell'eccellenza in sanità nel nostro paese. E invece ci troviamo ad affrontare questa situazione, assessore, in una situazione sanitaria completamente diversa da quella che abbiamo vissuto durante la prima ondata. E io penso che oggi, tra le responsabilità vere, la politica debba dire su questo punto, almeno su questo, come stanno realmente le cose. E la prima questione, Assessore, è partire dai numeri, i numeri dei contagi, dei decessi, che fanno del Veneto oggi la prima regione in Italia di questa drammatica classifica. E di fronte a questi numeri, io credo, con molta onestà e senza strumentalizzare, penso che il tempo delle scuse e delle giustificazioni sia finito. Lo dico davvero senza polemica e le assicuro, Assessore, che nessuno di noi si sente meglio davanti all'immagine di Zaia oggi che alza il cartello con scritto 165 morti. Quindi nulla di più distante dalla strumentalità, però non regge più la spiegazione dell'elevato numero di tamponi per giustificare il numero di contagi. Non regge più la rassicurazione che in ogni caso abbiamo un sistema sanitario che pur sotto pressione regge perché abbiamo ancora tanti posti. Perché questa è una spiegazione che mi porta a pensare che finché abbiamo posti letto, posti in terapia intensiva, la gente si può ammalare ed è proprio sbagliato. E quindi, Assessore, il tema non è soltanto di mettere sotto processo, sotto verifica il sistema sanitario, se funziona o no. Lo faremo a tempo debito e sul punto torno. Il punto è dirci insieme che così non va bene e che così non si può andare avanti. La ricerca delle responsabilità la faremo dopo, quando il dramma sarà passato. Oggi però questo Consiglio deve dirsi con onestà che le cose così non vanno. E allora io ringrazio l'assessore Lanzarin di essere presente in questo Consiglio, però è necessario che torni, Presidente Zaia, e affronti in maniera compatta e coesa con tutto il Consiglio questa fase drammatica. Perché guardi, ha ragione quando si appella alla ricerca di unità per governare questa fase, però l'unità parte da questo Consiglio, non con un uomo solo al comando che fa le conferenze stampa a Marghera. Allora venga il Presidente, ci racconti come stanno le cose e trovi in un consiglio, nel suo consiglio regionale, unito e coeso, le risposte collettive da dare a questo dramma. Perché non si può chiedere coesione, non si può chiedere sostegno, non si può chiedere il patto politico per affrontare insieme il dramma, ma pensare di escludere la minoranza dalla decisione e dalla discussione. Allora, se vogliamo l'unità insieme, se diciamo che non è il tempo dei processi, ma è il tempo delle soluzioni, venga il Presidente, ammetta che così non si può andare avanti e troverà nelle minoranze la disponibilità a raccogliere la sfida. E se saranno dalle le restrizioni, saremo i primi a sostenere questa posizione. Però una soluzione va presentata, perché le assicuro, Assessore, il tempo dei cartelli che raccontano e fotografano e basta, a mio giudizio, è finito.